Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Giocare con Angelica, pensavo di mettere una mini scena del matrimonio, proprio micro. Quindi quando lei fa sempre immagine. Chi sei tu? Ciao. Cosa devo dire? Il mio nome Quello vero che vuoi. finto? Tutto quello che vuoi. Allora io in questo musical sono Beatrice. Ma non sono tanti in questo momento. Allora, adesso intervistiamo Rita. Dobbiamo entrare? Devi entrare? No, mi interessa, sei Sì, qui. ma dobbiamo andare a fare le prove. No, dici un po' cosa pensi del musical. È molto divertente, molto carino, molto bello e il mio personaggio sarà un personaggio un po'... Io Non vi posso dire Non niente. ci puoi. C'è nessuno? Ti pregherei di non gridare. Paradiso, l'uomo non lo sa, pensa mille cose e mille ne farà. Il paradiso. Allora, puoi dire un po' a lui, il primo fraseggio, ti volti verso il pubblico e cominci a cantartela verso il pubblico. In teoria dovrei essere in paradiso. Tutto così in diretta, va bene. Cosa devo dire? Mi sono trovato in questa avventura così, un po' al buio, senza sapere assolutamente cosa dovessi fare. Cos'è il paradiso? L'uomo non lo sa. Raccontaci un po' che ruolo fai, Dante, però in chiave moderna, giusto? protagonista, ma non quel Dante lì, un Dante moderno. Io so che tu sei molto legata alla Divina Commedia. Sì, mi è già capitato di fare altri lavori sulla Divina Commedia e mi piace, quindi tra l'altro ho dato un esame quando studiavo lingue a Firenze proprio sulla Divina Commedia. Mi chiamo Esther, sono nuova del gruppo e sono anche la più piccola. Io sono l'angelo della morte. Io sono inguardabile, questo Allora, dici un po' come stai, cosa fai, Guarda, la parte che io ti ho visto già molto questa diavolessa simpatica. Aiutatemi, voglio scappare. Io sono stata trascinata qua dal protagonista, Ferdi, perché io e lui abbiamo fatto insieme un'accademia di musical a Bologna. Dante mi ha lasciato, cioè non è che mi ha lasciato, però mi trascura sempre. Però non vi sto a raccontare tutto il musical, se no tolgo il bello. Niente spoiler, come si Niente dice. spoiler. La cosa più bella è che mi trovo bene con i compagni, che sono Perfetto. fantastici. Tra l'altro io sono un batterista, sarà un bel concerto, sarà un... non lo so. Un doppiatore anche. E poi anche un doppiatore, sì, però io immaginavo più che mi chiamassero come batterista, quindi. Benvenuti all'inferno. Un po' troppo infernale, però. Benvenuti in paradiso. Io amo i musical, se potessi vivrei a Londra, Broadway e posti così. Sono già le 9:30 e sono ancora sola. Lo meriti il paradiso, sei stata brava? Un po' di purgatorio ce l'abbiamo tutti, anche. Secondo me un po' di purgatorio lo sto già facendo qua, quindi dicono che se magari già hai, come dire, una vita abbastanza travagliata sulla terra, magari Perfetto. dopo ti fiondi in paradiso. Mi piace tantissimo questo musical ed è un'idea molto bella, le canzoni sono bellissime, verrà fuori davvero un bellissimo spettacolo. Devo parlare? No. Ti piace la Divina Commedia? sì, non ero un grande studioso a scuola. Però... Inventati di che sai tutto, di io La sono... so a memoria, La tutti sa a i memoria, canti così a perfetto. menadito. Come- Dicevi? Questa diavolessa simpatica, dicevo. Sì, simpatica. È vero? Dovrei essere molto cattiva, non simpatica. Io sono venuto per fare le interviste, ma voi mi volete intervistare. Cos'è questa? Ah, la macchina. Io sono l'omino del caffè, cioè, quindi oltre ad avere un ruolo importantissimo, che sono uno dei tre diavoli che incontra Dante nel suo approcciarsi all'inferno, sono anche quello che ogni tanto viene qua e porta il caffè per tutti. Fantastico. Senza il caffè la vita cos'è? Mi vedrete sempre peggio. Ok. Rispetto a dicembre sarò molto più cattiva. Io non bevo caffè. Allora vedi, senza tisane? Senza tisane, Bravo, la vita è più bravo, già infame. improvvisato. Bene, io sono Gigi Rock, sarò il Max Pezzali, il Cremoni del Paradiso
Wow. E certo, sono quello che con le mie canzoni fa innamorare i teenager. E sono qui in questo musical perché c'è bisogno anche di attori scarsi per completare una squadra. Io sono comparsa, diciamo, un po' in tutto il musical. Mi sto veramente appassionando a questo ruolo e sono felicissimo di far parte di questo cast, sono felicissimo del fatto che la gente apprezzi il caffè che gli porto. Quindi il caffè è una metafora della vita di Dante che passa dall'inferno al paradiso. Fare qualcosa di più dalla mia vita. Dante! Ma vaffa! Potrei pentirmene. Vai. No, che mai cosa? Mio fratello mi ha coinvolto in questa cosa 2 anni fa ormai, quindi siamo ormai nel discorso del primo spettacolo, io ho dato una mano a completarla, a realizzarlo. Diciamo che in 10 anni ho perso il numero delle volte che mi ha chiesto di aiutarlo a completare la parte musicale dei suoi brani. Ogni tanto mi mandava degli input tipo voglio il paradiso così, voglio il purgatorio con questo genere qua, di là. Allora abbiamo il regista e l'aiuto regia, le due... Il microfono quanto tira? Tira, non ti preoccupare. Ma tipo che se è più vicino e più lontano quello tira sempre. Sì. Forte questo microfono. Forte. Invece l'ottica? L'ottica... Gira? Dai, Che storia? Voi che siete i due registi, di parlare un po' di questo Lui è musical. regista, io sono l'aiuto regista. Scusa, abbiamo le posizioni. Senti mo, siamo in montaggio, stiamo montando la scena del paradiso, così abbiamo imbastito un po' tutti e 3 gli ambienti. Sa fare anche il serio quando e... Vedi, non gridare. Chi sei tu? Un angelo? Al massimo potrei essere un'angela. E comunque mi chiamo Angelica, piacere. E tu? Dante. Sono orgogliosamente il fratello di coloro che hanno realizzato questo musical. E nella vita bisogna rischiare, noi stiamo rischiando. Per mettervi jeans e mettervi bomberino e cappellino. Il fratello del regista, sì, esatto, di Paolo. All'inizio, quando aveva proprio abbozzato a scriverlo, insieme ad altri miei amici musicisti, in un certo senso partecipavo alle loro sessioni di scrittura, però non mi ero mai coinvolto in prima persona. Me lo sono letto tutto quanto, mi ha colpito e da lì ho iniziato a buttare giù delle idee musicali. Che cosa lo fa battere? Come è venuta questa idea al regista Paolo di fare... sì, sono ormai su 15 anni che è lì nel cassetto. Lui ha detto 10, addirittura 15. Sì, non si sa, ormai non si sa più qua, perché ci ha messo talmente tanto tempo a venire fuori in maniera completa che ormai non si sa più quanti anni fa. Però una notte buia e tempestosa, sempre. Praticamente è una divina commedia ai giorni nostri, dico Assolutamente, bene? Ok. Assolutamente, perché è tutto ancora lì e quindi qualcuno potrebbe avere necessità di tornare da quelle parti. Quindi classico unito al moderno. Sì, dico bene. soprattutto nelle musiche. Allora, dovete venire al musical perché dietro c'è il lavoro di diverse persone che anni che lavorano nel musical, nella musica e nel teatro in generale, che hanno deciso di abbandonare i soliti copioni per creare qualcosa loro. E è necessario credere in queste cose e investire, perché altrimenti non crescono mai e si fanno sempre le solite cose. Ci vediamo il 19 dicembre al Velvet di Rimini, sarà uno spettacolo assolutamente innovativo, uno spettacolo che coinvolgerà in maniera emozionante ogni aspetto delle nostre vite. Ciao ragazzi, venite a trovarci al Velvet alla prima. Ciao. A presto, ciao. Mi auguro un pubblico numeroso e speriamo che vada bene. Perfetto, grande. Alla prossima. Gli amici? Ciao, a dopo, ciao. Io. Ciao. Ciao, buon divertimento. Ciao a tutti. E ci vediamo il 19. Invitate gli amici a venire, dateci un saluto. Vi prego. Non si prega mai in teatro, non perdere la dignità. Ma non sono in teatro. Ok, per favore. Per favore. Per favore.
Alla prossima. Grazie, ciao. Ciao, ciao.